Si registra un aumento dei casi di sextortion, questa volta vittime sono i soggetti minori. In questo caso è importante la prevenzione e quindi far sapere ai nostri figli che dall'altra parte dello schermo potrebbe esserci chiunque ed avere cura della privacy, evitando quindi chat erotiche e facendosi riprendere le parti intime, lasciando che la telecamera riprenda le parti intime. Nel caso si realizzi questa cosa, occorre mantenere aperto il canale di comunicazione con i ragazzi ed evitare quindi che loro possano sentirsi ancora più vittime e in un senso di vergogna di come si sentono ovviamente in un caso di questo genere. Occorre rivolgersi alla polizia postale, alla polizia di Stato, anche attraverso i portali, portando con sé tutto il materiale probatorio, quindi evitando di cancellare le chat e il materiale ovviamente video che è stato prodotto.